Un cordiale saluto amiche e amici di Guarda Castella. Primo servizio in trasferta, si va a Varmo per l'inaugurazione della locanda da Beppo. Allacciate le cinture, let's go! Innanzitutto questa serata particolare, no? Beh sì, siamo venuti qui stasera ospiti della famiglia Bert all'inaugurazione della locanda da Beppo a Bugnins, siamo a Bugnins, e l'occasione è ancora una volta quella di parlare della fusione tra Rivignano e Teur, che desta molto interesse tra i cittadini anche dei comuni vicini, i quali guardano con molto interesse appunto a quello che abbiamo fatto, e quindi insomma questa è un'occasione interessante per discutere anche di questo. Ecco, avvocato, va sottolineato una cosa importante: lei non è decaduto perché fino al maggio, quello che sarà, dovrà comunque reggere le sorti del nuovo comune. Esatto, io come sindaco di Rivignano e il mio collega Fabrizio Mattiussi come sindaco di Teur siamo anche commissari di questo nuovo comune di Rivignano Teur, che è nato pochi giorni fa, e svolgeremo questo incarico fino alle elezioni che ci saranno in primavera, quando appunto ci sarà i nuovi organi eletti del nuovo comune di Rivignano Teur. Va detto che non c'è il sindaco di Varmo, ma c'è almeno il commissario. No, io ho voluto riprendere la tradizione dopo anni del 1951. Il papà ha fondato questo locale qua nel 1951 con la mamma ancora viva, ha 81 anni, è ancora in gamba e anzi sta dando anche lezioni al nuovo cuoco. E dopo 8 anni, quasi 9, ho dato di stand by e ho voluto riprendere seriamente di nuovo la tradizione, perché è veramente un lavoro molto, molto stressante questo. Ci vuole veramente molto impegno, devi sapere di fare molti sacrifici, sapendo com'è la situazione adesso, non pensare di diventare ricco, di immaginarti cose, devi pensare a fare bene le cose, a riprendere le tradizioni dei miei genitori, a riproporre seriamente una cucina come si deve, proponendo l'anguilla come si faceva una volta col porro, il baccalà alla furlana in tocio, il masurin, l'anatra e l'oca in umido. Commendatore, come mai questa sera, lei da amico è venuto all'inaugurazione? Sono venuto da amico e anche perché sono stato più di qualche volta qui anche per il passato, abbiamo intessuto una ottima direi amicizia soprattutto con Valentino e anche con i suoi familiari, ma soprattutto l'abbiamo intessuta con i cibi veramente eccellenti che vengono proposti qui in questo angolo del Friuli veramente prezioso, e direi che bisogna dire pur la verità. Credo che qui ci troviamo veramente a nostro agio, perché il clima è simpatico, è accogliente, è familiare, ma soprattutto, come ripeto, qui si sta bene dal punto di vista enogastronomico. Poi mi permette, i mazurins qua li fanno buoni? I masorini li fanno buoni, li abbiamo apprezzati anche quelli in altre circostanze, così pure per quanto riguarda anche l'anguilla. L'anguilla veramente credo che sia una delle più belle, delle più pulite, ma soprattutto delle più buone, perché il Varmo, che sta qui appunto vicino, credo che sia uno dei fiumi più, direi, rimasti indenni dal punto di vista dell'inquinamento. Quindi sotto questo profilo credo che si possa veramente dire che qui pordenonesi e udinesi, pordenonesi e codroipesi in particolar modo, possono trovarsi, stare assieme e convivere, direi, in amicizia e soprattutto all'insegna delle buone cose della vita che sono la gastronomia. Venivamo in questo ristorante proprio con Sergio Maldini, che era un grande estimatore della cucina di Valentino e gli piaceva la lingua lessa. Venivamo anche con Elio Bartolini, che era appassionato della bisatta, perché noi veniamo da Santa Marizza, che è il borgo degli scrittori, quindi abbiamo avuto il privilegio di conoscere sia gli scrittori sia l'amico architetto che io conoscevo quando era ragazzo, giovane. È bravo. È bravo, sì, ed è una gioia avere questa rinascita di questo locale storico, è veramente un locale storico. Ha cominciato dopo guerra
con la meglio gioventù che era tornata dalla guerra, sono andati a lavorare in miniera, il padre lavorava in miniera e ha iniziato questa attività in modo sommesso e poi pian piano l'ha continuata, e noi siamo qui questa sera anche a onorare quei ragazzi degli anni lontani che hanno tanto lavorato. E dopo aver assaggiato i vini, le specialità della locanda da Beppo, ritorniamo a Rivignano per l'appuntamento dedicato al teatro. Questo bellissimo spettacolo, Aldo Paroni, insomma, quest'anno non sul palco ma un regista un po' particolare. No, come al solito curo la rassegna assieme a tutto il gruppo, abbiamo cercato di portare dei spettacoli comici, ne abbiamo avuti 3 in italiano, adesso 4 in concorso con il friulano, poi il quinto sarà una replica di quello dell'anno scorso, la Chiamare dai Mattez, e poi ci saranno altri 2 in italiano. Senti, un grande successo, la gente ha risposto alla grande. Ma ci vorrebbe un auditorium più grande. Stasera abbiamo mandato a casa una 60ina di persone, è un peccato, ma la sicurezza Confermo. sì, vuole così. Quindi noi ci accontentiamo di questo bel auditorium, sperando che sia sempre pieno. Perché funzionano queste serate? Perché forse la gente è stanca di stare a vedere le solite cose in televisione e poi bisogna curarla. Noi da 38 anni che facciamo teatro, questa qua è la nona rassegna assieme al comune che facciamo ed è cresciuta un po' alla volta, siamo partiti da 15 abbonati, adesso ne abbiamo 192. Drin Adelaide è sinonimo di grande successo, ma soprattutto sinonimo applicato alla cultura e alla professionalità. Ma questo è un bel complimento, la professionalità, non è da poco perché noi cerchiamo di portare spettacoli leggeri ma che abbiano un succo in fondo. Siamo partiti con un nuovo spettacolo facendo le prove e affronta un argomento, non dico niente di quello, ma un argomento serio portato sull'ironico e sulla comicità, ma è molto serio e sarà molto sentito dalla gente. Non è facile, soprattutto applicarlo poi al teatro. Sì, non è facile e speriamo che arrivi ai risultati che vorremmo arrivare, no? Invece con la Chiamare dei Mattez stiamo girando, siamo il 18 gennaio al Kulturni-dom a Gorizia, il 1 febbraio a Codroipo e poi l'8 marzo lo replichiamo qui. Invece dal Media le sempre masse di Spietà aspettiamo qualche richiesta, che saranno le ultime repliche, già 3 anni che è in cartellone. Insomma, voi avete tanta carne in cartellone, no? Poi alla fine non riuscite mai a inglobare, ma soprattutto quando mettete in scena qualcosa di particolare la gente applaude, si diverte, soprattutto dovete mandare a casa perché non c'è spazio. Sì, senz'altro. E poi non dimentichiamo le altre cose, i Giudeos del Venerdì Santo, la rappresentazione sacra del Venerdì Santo, che lavorano circa 120 persone in costume e tutti quelli che sono dietro, elettricisti, costumisti e tutto. Per noi quello lì è un grande impegno per 3 ore che se piove non facciamo niente, no? Ma soprattutto qui si lavora gratis e si ha voglia, dai. No, io dico sempre, se uno viene gli do il doppio che prendo io, il doppio di 0. Il doppio di 0 fa 0 al quadrato, però quello che conta, la gente si diverte Sì. e le serate, quando si vede un teatro pieno, è la soddisfazione massima per un artista. No, è vero, è la soddisfazione massima, ma diciamo anche che va bene così perché capisco un comune che se va in perdita per 4-5 anni di 3-4 mila euro è giusto che non faccia perché ci sono altre cose importanti. Io teatrante mi sento di dire una cosa così. Allora avendo l'auditorium sempre pieno ci sprona a fare e fare meglio ed avere l'appoggio del comune che è molto importante. Approfitta delle telecamere di quando c'è la prossima rappresentazione. Ma fra 15 giorni avremo la compagnia del Teatro Universitario di Udine, poi la compagnia di Segnacco. Ogni 15 giorni noi facciamo una rappresentazione in modo che la gente una sera viene a teatro, una sera va dove vuole, un sabato va dove vuole. Ed è una formula che funziona, perché anche noi possiamo uscire nel sabato che non abbiamo il teatro, altrimenti ci blocca tutto. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!